Ho avuto la fortuna di conoscere molto bene Maria Lai e frequentare la sua casa e il suo studio a Cardedu, vederla da vicino mentre al lavoro creava, come in un gioco, opere sempre nuove. Aprire una porta dopo l'altra per vedere cosa ci riserva l'imprevedibile. C'è questa attesa dell'imprevedibile che li accomuna. Maria, dopo Venezia grazie a Cambosu, ritornando in Sardegna, ritrova le sue origini e scava insieme a lui nel suo essere sarda e al contempo artista capace di segnare la realtà universale. Queste opere, in punta di matita, mostrano già il maturare di uno stile che con asciutto tratto segna le mitiche figure di una Sardegna post-bellica, in piena trasformazione. Una Sardegna visivamente parallela a quella di Miramaro. Nascono da questi dialoghi i temi e filoni ispirativi di tutta l'opera di Maria Lai. Avevamo in comune il silenzio, il bisogno di silenzio. Perciò ogni pensiero sul successo non ci interessava, anzi disturbava. E questo contrastava con tutto ciò che mi diceva il mondo intorno.